Il più caro e cordiale saluto a tutti gli appassionati della musica classica della terza pagina, l'Elzeviro della cultura di questa vostra emittente di informazione. Come ben sapete, noi editori siamo fortemente impegnati nel mantenerci attivi e a vostra disposizione per portarvi in casa le informazioni sul vostro territorio elettivo. Lavoriamo per garantire il passaggio alle nuove tecnologie del cosiddetto T2, ma con la dovuta gradualità anche per voi. Quello che non viene detto è che voi utenti sarete costretti ad acquistare decoder, a cambiare televisori. Basta fare due conticini. In questo momento possiamo permetterci esborsi così importanti? Possiamo permetterci di rinunciare all'informazione locale? Possiamo permetterci di rinunciare alla TV perché a qualcuno questo succederà? Almeno altrettanto facile comprendere che anche per noi qualcosa purtroppo cambierà. Probabilmente saremo costretti a rinunciare per gli onerosi oneri di affitto delle torri di trasmissione, le uniche autorizzate ad ospitare le frequenze appunto di trasmissione. Un problema molto sentito e partecipato anche da personaggi della comunicazione che hanno fatto la storia. Grazie al contributo del presidente dell'AREA Antonio Diomede, vi proponiamo il pensiero di un protagonista indiscusso della televisione e della radio, di grandissimo prestigio, Pippo Baudo. Eccessiva, perché dare un peso di 15 persone a una piccola televisione, a una piccola radio significa caricarla di spese enormi che non vengono ovviamente coperte con il rapporto col territorio, mentre l'importanza delle televisioni locali e delle radio locali è enorme, perché allineano nel territorio, parlano dei problemi locali, c'è un rapporto di fidelizzazione del pubblico con le radio locali e le televisioni locali molto forti. Ovviamente 5 giornalisti professionisti, 10 altri tecnici, non ci si fa, è come dichiarare la morte, mi dispiace. Il grande Pippo Baudo ci dà modo di dimostrare che anche noi, aziende medio-piccole, siamo in grado di creare produzioni di elevato livello artistico. Siamo le emittenti che hanno a cuore il dovere di informare, di fare cultura, di svolgere un servizio di pubblico interesse davvero tale. E un esempio lo abbiamo nella proposta che vedrete tra poco. Era il 18 dicembre 2018, concerto di Natale al Teatro Accademia di Conegliano Veneto, un programma rigorosamente beethoveniano, di assoluto impegno artistico, interpretativo e di grande impatto per il pubblico, come avrete modo di vedere. Si inizia con l'Ouverture Egmont, opera 84, alla quale segue il triplo concerto per pianoforte, violino e concerto, opera 56, con solisti, la grande Anna Barutti al pianoforte e gli almeno altrettanto grandi solisti Paolo Tagliamento, indiscusso talento del violino, e Giuseppe Barutti, considerato dai suoi colleghi tra i più grandi. Invero a me è stato detto il più grande violoncellista italiano. In conclusione, giusto per rimanere in tema, ci attendono le due romanze per violino e orchestra, sempre di Beethoven, la Opera 40 e l'ancora più famosa Opera 50, della quale certamente anche voi riconoscerete il tema, quantomeno per essere stato trascritto anche in versione per la musica leggera e protagonista delle hit parade mondiali. Volutamente non faccio cenno alle pubblicità che hanno avuto come sottofondo questo brano. Violino solista sempre Paolo Tagliamento. Siamo a Conegliano, sua città natale,
e non poteva che essere così. Dirige impeccabilmente il maestro Giorgio Sini. Buon ascolto. Invito altresì il direttore, il maestro Giorgio Sini.
Il mazzo di rose è arrivato, purtroppo Anna era andata a prendere l'acqua a Paolo e quando li ho invitati non sono venuti. Grazie, grazie, grazie. Poi dai solisti di Radio Veneto 1, tutti insieme, prego. Buon Natale! Visto che è di Conegliano, visto che è un astro nascente, anzi ormai diciamo affermato, dedichiamo questo bis, anzi lo pretendiamo questo bis da Paolo e lo dedichiamo a tutti voi. Grazie. E già non ho voce io, quindi suono il largo, movimento largo, dalla terza sonata per violino solo di Johann Sebastian Bach.
credo sia stata una bella dimostrazione sul fatto che anche noi, piccole e medie realtà locali, sappiamo produrre e sappiamo mettere in onda. C'è chi produce e chi mette in onda, almeno altrettanto importante di chi produce. Di Beethoven abbiamo ascoltato l'Ouverture Egmont, opera 84, il triplo concerto per pianoforte, opera 56, le romanze, opera 40 e opera 50. Protagonisti, grandi musicisti, Anna Barutti al pianoforte, Giuseppe Barutti al violoncello, Paolo Tagliamento al violino, sotto la direzione del maestro Giorgio Orsini. Aiutateci a far sì che si possa passare al T2 con la giusta gradualità, senza essere costretti a salarsi e senza essere costretti a chiudere. Bene, mi pare che la riapertura stia funzionando, cerchiamo di fare la nostra parte con grande prudenza, rispettiamo rigorosamente le regole, mi raccomando, in vacanza in Italia, scegliete agriturismi, scegliete alberghi, scegliete locande, ristoranti, trattorie di casa nostra. Spostiamoci e spendiamo quel poco che ci possiamo permettere presso di noi, con buon senso, con lealtà. Ne abbiamo di che godere. Basta guardarsi intorno, siamo pieni di una storia fantastica. Una storia che è tale perché è creata dal lavoro e dal risparmio. Bene, credo di aver detto tutto. Grazie e alla prossima.